La prima ricaduta, la più facile da immaginare, è che molti di questi ragazzi poi continuano, quindi restano in azienda, magari lo fanno durante la pausa estiva oppure al terminato il percorso di studi, che per noi rimane sempre una condizione assolutamente necessaria. Un'altra ricaduta è per le persone che sono in azienda, quindi dipendenti, che hanno a che fare con ragazzi giovani, che proprio per questa scelta di mettersi in gioco a 16 anni, 17, sono anche considerati insomma delle piccole promesse, come se fosse una sorta di vivaio, per usare un termine più proprio del mondo calcistico. In realtà io penso che ci sia una ricaduta più ampia, molto più ampia, come è stato giustamente affermato durante l'incontro odierno, perché da un lato questi ragazzi, confrontandosi col mondo del lavoro, assumono o cercano o provano ad assumere quello che è il senso di responsabilità. Dall'altro, e questo è un mio auspicio, potendolo estendere questo percorso non soltanto alle attività considerate più pratiche, no? Qui stiamo parlando principalmente dell'attività in fabbrica, ma potendolo allargare anche ad altri indirizzi di scuola, potrebbe dare delle ricadute molto importanti, perché tante altre persone potrebbero, come dire, misurarsi col mondo del lavoro e quindi, una volta terminato il percorso di studi, decidere di continuare con l'iscrizione all'università, che va sempre bene, oppure invece terminare ma avere già un'idea del mondo e avere, come dire, una consapevolezza maggiore rispetto a quella che purtroppo c'è o c'era, pensando alla mia generazione, terminato il percorso di studi.